L'argilla non si butta mai, quindi certi pezzi che sono rotti non li buttiamo, perché l'argilla una volta che è cruda si può ancora utilizzare, basta che la mettiamo a bagno nell'acqua, si squaglia, si lascia asciugare sopra noi mettiamo lastre di gesso, perché il gesso assorbe, quindi assorbendo il gesso per dei giorni e l'argilla si indurisce. Abbiamo la macina e questa si chiama impastatrice, impasta, schiaccia con 2 rulli, schiaccia l'argilla e poi la tira fuori a tubo, proprio una volta che abbiamo tirato fuori un po' d'argilla, questa serve a noi per lavorare il tornio proprio in maniera giusta. Poi vediamo un pochettino la misura che ci serve per fare le vasi, boccali, ciotole. Io prendo una misura standard, né grande, sto amalgamando l'argilla per renderla più morbida per quando la lavoro al tornio, così ritolgo le bolle d'aria, è più consistente lavorarla. Adesso è pronta. Adesso la prima fase è la centrazione, consente all'argilla di non togliere tutte le bolle d'aria che c'ha. Adesso iniziamo il lavoro, facciamo il buco, stiamo attenti a non lasciare il fondo, chiusura, lasciamo la stiratura. Ecco, questa è una fase che si fa più volte, perché più è grosso lo strato e più è facile che si spacchi nella cottura al forno, quindi la rendiamo sempre più fine, lasciamo uno strato fine. Ecco, una ciotola sotto vaso, mettiamo l'orlo, poi se gli possiamo fargli una decorazione con un pezzettino di legno fatto a dentini, facciamo così, oppure l'orlo lo possiamo anche modificare dandogli dei colpetti con le dita. Facciamo un giro, ecco, questo è pronto. Adesso dobbiamo tagliare col filo perché è attaccato al disco. Facciamo attenzione, è fatto. Iniziamo un altro. Adesso questa facciamo il vaso, facciamo un bel vasetto per i fiori, lavorazione quasi la stessa, si centra, così si fa il buco, stando attenti a lasciare il fondo, si apre e si richiude così. Adesso lo stiriamo un pochettino, facendo attenzione di lasciarlo in equilibrio. Un'altra volta. Anche questo possiamo fare una decorazione. Anche questo volendo possiamo dargli dei tocchi. E faccio un piatto con questo. Come ho detto, facciamo un bel piatto con una decorazione a incisione.
uso la spatola per rendere più liscia il piatto. Ecco qua, adesso questo è pronto per dargli l'incisione che ho detto prima. Facciamo 2 righe e una riga più piccola. Questa me l'ho detto, ora vediamo che disegno riproduce a onde, diciamo. Poi facciamo diverso, facciamo zigzag. Poi se vogliamo fare anche un disegno dentro possiamo utilizzare di nuovo la spatola, possiamo fare dei triangolini come se parisse che fosse una stella. Ecco qua, centro. Che serve magari per mettere olive, potrebbe una piccola scivetta. Col filo. Adesso ne facciamo un'altra quasi uguale, però lo facciamo con l'orlo un po' smerlato. Facciamo l'orlo smerlato, così. Il filo. Adesso facciamo un piccolo boccale per mettere acqua, vino. Dovrebbe essere da mezzo litro. Sempre con le dita verso l'esterno, il filo, se ne prepariamo il manico, piccola fettuccina, visione con le dita, andiamo alla punta e tagliamo. Semplice, facile. E attacchiamo questo manico, facciamo una piccola pressione su e una piccola pressione giù. Ecco, un po' tutto. Adesso facciamo un portacandele simpatico da vedere perché è curioso la tecnica che si usa. Piattino e facciamo il basamento, il piedino, possiamo farlo anche smerlato volendo. Anche questo volendo si può mettere un piccolo manico, usiamo la fettuccina di prima, cerchio ed è qua. E con questa rimanenza possiamo fare un bel balzetto per rimettere i fiori. Facciamo un vasetto però col coperchio. Questo è il coperchio che dopo userò per mettere sopra la ciotolina che farò.
temperatura sia uguale al tappo che ho fatto. Possiamo provarla. Ecco qua, sono abbastanza precisi. Tagliamo. C'è la spugna, il filo in acciaio. Potremmo anche usare del filo di corda di chitarra, va benissimo. Una punta per, come ho fatto vedere, per tagliare manici, coperchi. E poi c'è la spatola. Ci sono spatole varie forme, varie misure, e ci sono anche vari materiali, tra cui c'è in acciaio e anche in legno. Io uso questa in acciaio che è molto più resistente. Questa spatolina fine che la chiamavo da carrozziere, che serve per pulire i fondi quando cerchiamo di mettergli il piedino dietro, sotto. C'è anche questa stecca in ferro, serve per incidere l'argilla una volta che dobbiamo fare delle incisioni. Ci sono vari motivi che si possono fare nei vasi, nelle ciotole.